Dimmi come hai fatto a non mi accorgere te. Io non voglio più a nessuno, voglio a te. Per me sei stata sempre un'amica, ti confidavo e cose più care, e all'improvviso poi è diventata parte te. Dimmi come hai fatto a non mi accorgere te. Tutto insieme. Buonasera a tutte ragazze, grazie per essere qui con me stasera, per questa chiacchierata. Grazie a te. Quasi familiare, mi sento a casa. So che avete tante domande da farmi. Inizia lei? Inizio io. Ciao. Ciao. Tu sei? Tutto bene? Io Antonella. Antonella. Volevo farti questa domanda. Sì. Come mai il titolo del tuo nuovo CD, Il mio tempo migliore? Me l'aspettavo questa domanda. Il mio tempo migliore è perché tu arrivi ad un certo punto della tua vita, sia professionale che vita da uomo, da padre, da marito, da figlio, un po' di tutto, no? E ti senti arrivato ad un certo punto che hai la consapevolezza di tante cose. Allora, col lavoro, grazie a Dio, mi sento in parte realizzato, perché sono arrivato a farmi voler bene dal pubblico partenopeo in modo particolare. Questa è una cosa che mi rende molto orgoglioso, e poi ritengo che sia un bel periodo per me. E poi il mio tempo migliore anche come uomo, come padre, come marito, perché mi sento di buon esempio per i miei figli. Allora è tutto un insieme di cose che mi ha fatto pensare al mio tempo migliore. Una bella domanda, grazie a te. Ciao Natale, anche io Ciao. volevo farti una domanda. Come ti chiami tu? Elvira, Elvira. quando hai iniziato a cantare? Ho iniziato piccolissimo, cantavo le canzoni napoletane a 7 anni, cantavo tutte le canzoni classiche napoletane. Poi a 12 anni ho fatto il mio primo lavoro discografico a livello professionale, si intitolava Sia vita mia. Ha avuto un buon successo, e poi da allora in poi, era il 1979, e da allora in poi ho fatto un CD ogni anno. Qualche anno ne ho fatto anche 2. E quanti dischi hai fatto? Ne ho fatto parecchi. Credo che abbia perso il conto, però non voglio sbagliare, ma sono circa 41-42 volumi. Sono tanti. Tu le sai tutte le mie canzoni? O quasi? No, le so tutte. Quasi. Quelle più vecchie no. No. Quelle più vecchie no. Sei giovanissima, troppo giovane, non puoi saperle, non puoi saperle. Quanti anni hai? 14. Non puoi saperle allora. Magari ne saprai qualcuno perché te l'avrà insegnata la mamma, il papà, qualche amica più grande. Può essere. Tipo quel vestito rosso, la sai? Metti quel vestito Vestito rosso. rosso. La sai. Però io l'ho fatta nel 92, che tu ancora non eri nata. Chi te l'ha insegnata? Mia mamma. Hai visto? A lei ci vuole l'applauso, hai visto? Tenerissimo. Ciao Natale, sono Margi, Ciao. sono una tua fan. Volevo Grazie. sapere qual è il tuo rapporto con le fan. Il mio rapporto con le fan credo buono, bello, trasparente, spero sia così, perché io ritengo loro mi vedano come uno di loro, uno di famiglia, anche perché io sono uno che non se la tira, per cui li accontento sempre in tutto, anche se ci incontriamo per strada, mi chiedono di fare una foto, in qualsiasi posto ci potremo incontrare, la faccio senza crearmi tanti problemi. Ecco, io sono contrario a quelli che si mettono sul piedistallo nei confronti del pubblico, credo sia una cosa inutile e che ti giochi a sfavore, per cui meglio essere come me. Ci faresti ascoltare un tuo brano? Certo, Grazie. il disco nuovo naturalmente, no? Certo, Parliamo proprio di quello stasera. certo. Tu e così sia. Grazie. Sta piovendo, posso darti un passaggio fino a casa, cosa vuoi che mi costi? Fare un giro, forse un poco più lungo, se lo faccio con te. Aspettavo di parlarti da sempre, di spiegarti
quanto sei importante. Veramente ti ringrazio di esistere e ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E ti prendo piano piano fino al punto dove muore la tua voglia di impazzire. Stasera e nel buio e nel silenzio le radici del tuo mondo danno origine al mio mondo. E così se adesso tutto mi crollassi addosso non me ne accorgerei. Il gioco impazzito più dolce riprende. I tuoi occhi mi sorridono stanchi, luminosi mentre cerco i tuoi fianchi. Le parole si fan quasi preghiera e ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E ti prendo piano piano fino al punto dove muore la tua voglia di impazzire. Stasera nel buio e nel silenzio le radici del tuo mondo danno origine al mio mondo. E così se adesso tutto mi crollassi addosso non me ne accorgerei. Il gioco impazzito più dolce riprende. E ti amo quando svuoti la mia mente, quando chiedo, quando offri e ti abbandoni. Stasera e poi amo questa pioggia spalancata sopra i vetri che regala sensazioni. E così chi ha amato, chi ti ha avuto non lo ricordo più. Chi sono stato, che cosa ho fatto prima di te. Senza te. Grazie, grazie, grazie. Bella questa canzone. Io da piccolo, perché quando Franco Simone, che poi è l'autore e il cantante di questa canzone, magari voi non ve lo ricordate perché siete giovanissime, io sì, sono vecchietto, me lo ricordo benissimo. Io sono del 67 e questa canzone è del 76, per cui io avevo appena 9 anni quando Franco Simone uscì con questo brano bellissimo, Tu e così sia. Io già da piccolo ero innamoratissimo di questa canzone e da allora ho sempre pensato un giorno, se diventerò cantante, la vorrò registrare. E adesso è venuto il momento che l'ho registrata con mia grande soddisfazione, con mio sommo piacere, perché ho fatto anche la felicità di tanti miei familiari che amano questa canzone. Spero di averla fatta anche delle fan, delle ammiratrici che mi seguono sempre. Vi piace? Certo, bella. Parla d'amore, a voi tutto ciò che parla d'amore, eh? O fritto in cuore, dite a Napoli. Dite così a Napoli, o fritto in cuore. Bella, bella. Comunque ci tenevo a sottolinearlo perché molte ragazze non lo sanno, magari possono pensare che sia mia, io invece ci tengo a sottolineare quando faccio delle cover che non sono mie, appartengono ad altri artisti che l'hanno cantate prima di me. È giusto che sia così. Qualche altra domanda? Io. Ah, ciao. Ciao Natale, sono Federica. Federica? Sì. Ah, bene. Volevo chiederti qual è il tuo rapporto con i tuoi colleghi? Con i miei colleghi, vabbè, sono tantissimi, per cui io cerco di avere sempre un buon rapporto con tutti, anche perché mi ritengo una persona tranquilla, ragionevole, capisco che in ogni mestiere c'è la concorrenza, la gelosia, e che non fa parte della mia personalità comunque la gelosia. E però, come in tutti i mestieri, ci sono le persone intelligenti, ci sono gli stupidi che purtroppo sono sempre la maggioranza. Allora io cerco di ignorare gli stupidi, di non rispondere alle loro provocazioni, perché una persona intelligente non risponde mai a una provocazione stupida, e cerco di attingere, se è il caso, anche qualcosa da quelli intelligenti. Bene, bene, bene. Il mio tempo migliore. Secondo voi è un bel titolo per un lavoro discografico? Sì. Bene, bene.
che è poi il motivo del nostro incontro questa sera per questo special. E adesso vi voglio fare ascoltare un'altra strofetta e ritornello di una canzone perché non c'è il tempo di farle tutte. Anima e Cor, ve la dedico. Anima e Cor. Insieme a te ho conosciuto bene, insieme a te solo tu si trasuto rindo cuore, solo tu tengo a te come tengo in mano l'occhio, tengo a te non parla fatta stregnere una poco, non parlare. Cuore mio, si carnale quando dice cuore mio, tutto tempo si è fermato in faccia a te. Anima e cuore sì per me, cuore e pensiero so per te, e non potremmo stare lontano, manca un attimo. Anima e amore sì per me, cuore e passione so per te, e fa st'amore bello scemo ti l'anima. Quando stiamo insieme non esistono paure, quando non ci stai a cielo si fa chiudere amore a cielo l'anima. Anima e cuore sì per me, cuore e pensiero so per te. Ciao Natale, io Ciao, sono Tina. Tina, ci conosciamo già, sono Sì, una tua sì, vecchia mi amica ricordo, e ci siamo fan. visti già altre volte, sì. Senti, io mi chiedevo, che emozione si prova a salire su un palco come quello del Palapartenope e cantare davanti a 5.000 persone? Una bella domanda, sai? Anche perché è sempre un po' inspiegabile l'emozione. L'emozione, come dice il titolo di una bella canzone, non ha voce l'emozione, per cui le emozioni forti sono difficili da spiegare. Io ogni volta che prendo il microfono in mano per cantare, anche su una cerimonia, io mi emoziono perché fa parte del mio carattere, poi faccio il mio lavoro con passione ed è normale che ogni volta io mi emozioni. Al Palapartenope è stato un evento speciale, per cui è stato il mio primo concerto importante a Napoli, in tutta la Campania. Ci abbiamo messo corpo e anima nell'organizzazione di quel concerto, sia io, Maurizio Palumbo, Enzo Polverino, tutta la mia equipe della OP Music, e è stato veramente tirato coi denti, sofferto, per cui l'emozione quando sono salito sul palco e ho visto quasi 5.000 persone davanti a me che cantavano le mie canzoni alla squarciagola più forte di me, è stata fortissima. Io quando ho preso il microfono non avevo neanche la voce per iniziare le prime parole della canzone, che è stata quella di apertura, è stata la storia infinita, la mia storia infinita. Veramente usciva solo il fiato, non so neanche io come abbia fatto a cantare, però è stato bello, è stato un successo. bello, molto. Ancora se ne parla dopo, è stato nel 2011, ancora se ne parla. Molto bello. Infatti. Ciao Natale. Ciao, Io lei è la sono- più giovane di Sì, tutti. sono la tua piccola fan. Grazie. Ma la cosa che stupisce anche me stesso, che io a 46 anni, vabbè, non sono vecchio, non mi ritengo vecchio, però avere delle fan così giovani, la cosa è veramente mi stupisce, mi emoziona anche, perché non è una cosa che capita tutti i giorni, ecco, per cui si vede che le canzoni riesco a immedesimarvi anche nelle storie delle più giovanissime con le mie canzoni. Entrano nel nostro cuore. Grazie, molto bello. Volevo farti una domanda. Cosa Come hai detto che rappresenta- ti chiami tu? Sara. Sara. Cosa rappresenta per te Napoli? Napoli per me rappresenta un po' tutta la mia vita, perché io ho basato tutta la mia vita sulla canzone napoletana, per cui di conseguenza su Napoli. Mio padre mi ha cresciuto, mio padre e mia madre, a pane e canzoni napoletane. Papà cantava, era un grande amatore della musica napoletana e me l'ha trasmessa. Ed io da 7 anni in poi ho cantato le canzoni napoletane con tutto l'entusiasmo di una persona adulta, di una persona grande.
E sono arrivato a questo punto che Napoli mi vuole bene e me lo fa sentire questo affetto, questo calore. Io spero di riuscire a trasmetterlo con le mie canzoni e io adoro Napoli. Ce l'ho nel cuore come ho nel cuore la mia terra, la Sicilia. Ciao Natale, sono Nunzia. Ciao Nunzia. Volevo sapere, Natale Galletta, che genitore è? È una domanda che anch'io mi faccio spesso, io stesso, ma non perché io abbia il dubbio di non essere un buon padre, solo perché, visto il lavoro, la professione che ho sempre fatto, diciamo che ho potuto dedicare poco tempo ai miei figli. È stata molto più vicina a mia moglie, che è dedicata soltanto a loro. Però io ho sempre sostenuto che per stare con i figli non è la quantità del tempo che tu passi con i figli, perché tu puoi passare anche giornate intere e farli stare malissimo. E l'importante è che quel poco tempo che tu passi con loro sia intenso e sia pieno di positività, trasmettergli le cose giuste, ed io credo che questo l'abbia fatto molto bene. Non voglio vantarmi, però credo di averlo fatto molto bene, per cui credo di essere un buon padre. Spero che lo pensino anche i miei figli questo. Credo di essere un buon padre. Ce la faresti ascoltare una tua canzone? Sì. Quale? Hai qualche preferenza? Sono tutte belle. Ma una? Di quest'ultimo in particolare? Di Solo questo con nuovo? me. Solo con me? Vabbè, questa era in programma, è la prima, la devo fare. Solo con me. Ok. Solo con me. Anche la fantasia non serve a niente se te ne vai, non ci sei quando ho bisogno di te. Tutte carezze d'odio e non ti tornano a me toccare, e base su bugie che non mi fanno più respirare. Tu lo sai, ti vorrei solo mia. Solo con me si facesse amore, solo con me senza nata storia, solo con te mi spartesse bene, ma perché tu non mi credi? Solo con me si facesse amore, solo con me ti sentissi bene, solo con me fosse più femmina, tu sia più bella parola che in te canzone volesse allungare, ma stai con me troppo poco perché c'è sta nata che non se ne va. Solo con me ti voglio spartare, vederti andare via mi fa morire di gelosia. Non lo fa, stasera non me la sa. Fammi dormire con te, voglio fare amore senza sapere che per averti mia devo aspettare che se ne va. Resta qua che per me sei poesia. Solo con me si facesse amore, solo con me senza nata storia, solo con te mi spartesse bene, ma perché tu non mi credi? Solo con me si facesse amore, solo con me ti sentissi bene, solo con me fosse più femmina, tu sia più bella parola che in te canzone volesse allungare, ma stai con me troppo poco perché c'è sta nata che non se ne va. Solo con me ti voglio spartare.
Grazie. Solo con me, questa canzone con la quale ho voluto aprire questo CD, Il mio tempo migliore. Spero di aver indovinato. Bella, molto bella. Beh. Dopo aver saputo che padre è Natale Galletta, io volevo chiederti, e che figlio è Natale Galletta? Che figlio è, che figlio è. Mamma e papà dicevano che sin da piccolo ero tranquillo. Ero come tutti i bambini, molto movimentato. Però già il fatto che io cantassi già a 7 anni, papà aveva sempre un occhio di riguardo verso di me, non che avesse la particolarità, che siamo 5 fratelli, 2 femmine e 3 maschi, i figli sono sempre tutti uguali. Aveva un occhio di riguardo per questo fatto che lui vedeva in me realizzarsi quello che voleva essere, quello che avrebbe voluto essere lui, perché papà cantava, però erano altri tempi, magari le famiglie economicamente non potevano, si pensava più a lavorare, a portare qualcosa di soldi a casa. E papà era un operaio, ci ha cresciuti tanto dignitosamente e allora non è che poteva fare granché per soddisfare questo mio, per far realizzare questo mio sogno. Ha fatto quello che ha potuto e io ci ho messo tutto il mio impegno, il dono di natura che il Padre Eterno mi ha dato, la voce. Mi hanno cresciuto con tanti sacrifici e hanno fatto tanto perché io intraprendessi questa professione, per cui io tutto quello che ho fatto e che farò fin quando farò questa professione sarà dedicato a loro. Natale, volevo chiederti, Sì. tra tutti i tuoi successi, tutti i tuoi brani, ce n'è uno in particolare che senti più tuo? Ma io non è che ci sono dei brani che sento più miei, e ci sono dei brani legati a dei periodi, perché le canzoni sono come i figli, no? Sono tutte belle per chi le canta. Però ce ne sono alcune che sono legati, che hanno segnato dei periodi per quanto riguarda la mia carriera. Vedi quel vestito rosso. Vedi, anche Mi son fatto l'amante, che per quanto ridicola possa essere quella canzone, però mi ha dato tanto. In tante città dove vado ancora mi riconoscono con questa canzone Mi son fatto l'amante, o bancomat ogni mattina. E quel vestito rosso, dicevo, I Depends, che ha segnato anche un periodo, una bella melodia, I Depends. E che dirti, Pozzo Carcere Femminile, Bella e Cattiva, Shin. E non ce n'è nessuno in Poi particolare? di recente Ti do la mia parola, che è stata un successone. Quindi un po' tutte. Sì, e diciamo queste che hanno segnato dei periodi di Natale Galletta artista, che poi ci sono delle storie in cui io mi ci ritrovo, sì, ce ne sono in tante Ecco, canzoni. appunto, qual è che Sì. senti più tua, più vicina? Mo lo sapete a te? troppo assai. Lo sapete troppo assai, tu, Tina? Le formazioni professionali. Vabbè, ce ne sono tante nelle quali mi ritrovo, mi rispecchio. Poi te lo faccio sapere in privato, dai, qual è? Ok, vabbè. Natale, una curiosità. Dimmi. Quanto tempo si impiega per comporre un disco, per registrare una canzone? Vabbè, io sono uno di quelli che impiega molto tempo, perché sono forse un po' troppo esigente in studio, per cui i miei collaboratori diciamo che li faccio un po' impazzire. Quando è il periodo che si deve fare il nuovo lavoro non mi vedono di buon occhio, mi vedono come un nemico, però diciamo che poi anche qualche discussione ci può star pure bene, però l'importante è che sia a conclusione e porti il lavoro soddisfacente sia per me che per loro. Tutte le discussioni vanno bene, l'importante è che poi il fine raggiunto è quello che vogliamo tutti quanti. Il tempo ce ne vuole, io ti ripeto sono uno di quelli che ce ne mette più del solito. Però è normale che ogni arrangiatore poi ha le sue esigenze che devono collimare anche con le mie, e l'autore ha un certo modo di scrivere e deve anche scrivere sotto mio suggerimento, perché ci sono delle cose che voglio cantare, alcune cose non le voglio cantare, ecco, e tutto questo richiede una perdita di tempo naturalmente. Ce ne vuole. Poi magari la gente pensa che si possa fare in una settimana, non è vero, perché alcuni dicono vabbè un CD lo facciamo in 15 giorni, facciamo tutto. Non è così, è una cosa fatta male. Ci vogliono un CD fatto benino, ci vogliono almeno 6 mesi, minimo 6 mesi. Poi dipende dalle capacità poi singole di ognuno. Grazie. Soddisfatta? Tantissimo. Fa belle domande sta ragazzina, Bravo. Bene, adesso mi sembra pure il momento di regalarvi qualche altra canzone, che dite?
Facciamo uno spezzone, strofa e ritornello? Sì. Una canzone che già mi avete nominato voi, che vi piace. Che malattia. Vai. Mentre tu? Ok. Quando mi mette in mano rindo cuore mio, ma accarezzo un male che non va mai via. Quando dormi sulla pelle mia non ti so più dire che sei una pazzia. Quando mi allontano per andare via, perdo l'emozione, perdo la vita mia. Chi non sa vivere son io, sono un uomo grande che diventa debole. Che malattia, l'inferno che mi porta a te, fuoco della vita mia, passione che non muore. Che malattia, quando mi spegni dentro di te, sarà pure una pazzia, ma tu cancelli il tempo per me. Con te non hanno un peso gli anni miei, perché mi fai più piccire te. Con malattia dividere un segreto con te, solo con te. Grazie, grazie. Che malattia. Che bella canzone, che malattia. Bellissima. Allora, Un'altra domanda? certo. Bene. Tu che sei un veterano della musica napoletana, che consiglio daresti ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera? E vabbè, a volte uno nel dare un consiglio potrebbe anche risultare presuntuoso, cosa che io non voglio far trasparire. Però in 30 anni di carriera ne ho visti passare tanti, la maggior parte tutti scomparsi delle meteore. Ne sento tanti ancora e tanti lo fanno bene, lo fanno seriamente, con un occhio al futuro, e si sente in quello che fanno. Tanti lo fanno così solo per passarsi il tempo, per dire, perché sembra quasi una moda, parga per forza tu a fare un CD e a cantare per forza, e non credo sia il caso, per cui io lo farei fare soltanto a quelli che sono all'altezza di poterlo fare. Quelli che non siete all'altezza non lo fate, perché mica ve l'ha prescritto il medico che dovete fare cantanti, non esiste. E poi consiglio grazie. E poi il consiglio è quello che, se avete un punto di riferimento, di seguirlo, però di non tentare di imitarlo, perché chi tenta di imitare non si crea mai una personalità. Per cui siate voi stessi e andate avanti per la vostra strada con le vostre qualità, senza mai di tentare di imitare qualcuno. Auguro buona fortuna a tutti questi ragazzi. Adesso io credo che il nostro tempo a disposizione sia finito, mio malgrado, perché sono stato in buona compagnia. Grazie per essere state con me, tutte molto carine, affettuose. Spero di incontrarvi in tante altre occasioni. E vi voglio dedicare ancora una canzoncina, va bene? Il titolo parla da sé: Amore, amore, amore. Quello che auguro a tutte voi e a tutte le persone che ci stanno vedendo. Amore, amore, amore. Quando tempo da passare per te, io non voglio più aspettare, sia mia. Sei in fondo a questo
questo cuore tuo ci vivo solamente io, lui non è più l'amore tuo. Tu non sia prima, vita mia, che per un altro cambia via. Il vero amore vola quando non vive, se ne va, se non ti sa più fa. Sì, amore, 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 non mi basta dire che ti amo, tu mi fai morire. Sì, amore, 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 sul tuo corpo io vorrei dormire, troppo fatta amore, per stare dentro agli occhi tuoi sarò tempesta e sole io, l'azzurro mare che tu vuoi. Per avere l'emozione che tu vuoi, devi vivere per sempre accanto a me. Cosa faresti al posto mio, sapendo che l'amore tuo stasera torna a casa sua? Sì, amore, 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 non mi basta dire che ti amo, tu mi fai morire. Sì, amore, 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 sul tuo corpo io vorrei dormire, troppo fatta amore, per stare dentro agli occhi tuoi sarò tempesta e sole io, l'azzurro mare che tu vuoi. Vivono bene i sogni tuoi quando si svegliano nei miei, nelle giornate di poesia, bella la vita, quando tu mi regali un po' di quell'amore che non ho, quando ti cerco e non ci sei. Sono qui, tutto è pronto per partire verso Napoli. Metto a posto la valigia nella macchina, faccio il pieno e prendo il solito caffè. Riparto subito, non consumo sti chilometri a telefono, mentre sento ancora voce mamma mia. Camerice state accorto figlio mio, già sente voce dall'ucana, se studia nel luce la musica va. Cantare canzone pure quando non canti, sta tremando la voce sbatte forte cuore mio. Quando doppia casa stregna cantano sti canzoni, quando lacrime che cadono sentono sti parole. Cantare canzoni che ti corso carnale, come sono importante le traccia sa tutto quanto. Chi mi portano un biglietto, chi mi portano un regalo, una dedica speciale perché insieme innamorato va durare.
Sono qui, molto stanco ma felice dentro l'anima, quando la gente sono venuta per un autografo e chi aspetta per si fa fotografia. Grazie di esistere e sente Luca, ma io senza voi non potessi cantare. Cantare canzoni pure quando non canti, sacra manna voce sbatte forte mia. Quando la coppia casa stregna cantano sti canzoni. Il nuovo album di Natale Galletta, Il mio tempo migliore, da oggi lo trovi anche in edicola ad un prezzo eccezionale, 5,90. Correte in edicola. Chi mi portano un biglietto, chi mi portano un regalo, una dedica speciale perché insieme innamorata ma durerà e si faccio cantante. Grazie a tutta sta gente, cantare canzoni pure quando non canti, suono